Sono dalla Rizza d'Ario e ho iniziato la mia attività nel lontano 97 come tecnico riparatore di macchine per la lavorazione del legno. Poi, visto l'occorrenza per i miei clienti di avere dei pezzi di carpenteria, ho iniziato anche a produrre carrelli e accessori sempre per falegnamerie. Con la crisi del settore ci siamo spostati nella produzione di recinti box per cani e cavalli, che è ancora l'attività principale dell'azienda. Questo ci ha portato a diventare abbastanza importanti nel settore dell'equitazione e della cinofilia. Ho scelto di diventare maestro artigiano per valorizzare le mie competenze e imparare a trasferirle a qualcun altro che mi vorrà seguire, insomma, nella mia avventura. Il passaggio generazionale sarà molto difficile nel nostro settore perché è un lavoro per me bellissimo, però vedo che sono lavori che non hanno più un'attrazione verso i giovani che preferiscono fare lavori più puliti, diciamo così, o più social. Il mio rapporto con Confartigianato dura da più di 25 anni. Loro ci danno sempre dei consigli perché è una giungla di burocrazia e quindi corsi, aggiornamento corsi, fiere, partecipazioni. È un grande aiuto per noi, insomma, che siamo piccoli artigiani. Artigiani sempre sul pezzo.